La consapevolezza di una promozione già conquistata, contrapposta all'ambizione di erigersi a campioni italiani dei dilettanti dallo stadio comunale di Piancastagnaio in provincia di Siena. Buon pomeriggio da Adriano Berruti e benvenuti alla finale della Pol Scudetto Serie D tra Sestri Levante e Sorrento Calcio. Liguri che dopo una lunga attesa di 74 anni torneranno nel prossimo campionato tra i professionisti al termine di un girone da record con 94 punti conquistati più 20 rispetto alla Sanremese seconda. Sorrento che invece ha vinto il girone B all'ultimo respiro grazie alla sconfitta della Paganese rimediata all'Olindo Galli di Tivoli, vincendo per 3-0 in trasferta sul campo dell'Angri. Andiamo a vedere le scelte dei due allenatori, partendo da quelle di Enrico Barilari per il Sestri Levante, che si schiera con un 3-5-2 con Anacura tra i pali, difesa 3 da destra a sinistra con Pane, Oliana e Casagrande, centrocampo con Podda, Parlanti, Raggio Garibaldi, Troiano e Furno, e davanti la coppia formata da Marquez e Conti, a disposizione dei ligari Pucci, Necci, Masini, Occhi Pinti, Daniello, Rossette, Forte, Rovido e Cominetti. Passiamo alle scelte di Vincenzo Maiuri per il Sorrento, 4-3-3 per i campani con Del Sorbo tra i pali, difesa 4 con Gianmarco Todisco, Cacace e Fusco centrali, Francesco Todisco sull'out mancino, centrocampo con Erradi, Herrera e Maresca, terzetto d'attacco con Bagé, Petito e Gaetani, a disposizione di Maiuri Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Caro Tenuto, Potenza, Dottavi, Gargiulo e Simonetti. Arbitro dell'incontro il signor Marco Di Loreto della sezione di Terni, assistenti Carlo Farina di Brescia e Manfredi Scribani della sezione di Agrigento, quarto uomo Enrico Cappai della sezione di Cagliari. Squadre schierate a centrocampo, attendiamo tra poco l'inno di Mameli. Si caricano le due squadre, maglia bianca per il Sestri Levante, maglia rossonera per il Sorrento. Liguri in questo primo tempo dovrebbero attaccare dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Ancora in corso il sorteggio con i due capitani Massimiliano Pane e Davide Cacace. Un'ultima check anche da parte degli assistenti che vanno a controllare le due porte. Adesso tempo anche di qualche foto di rito per le due squadre che tra poco si contenderanno il titolo nazionale dei dilettanti.
Primo possesso che sarà del Sestri Levante. Si avvicina al punto di battuta Raggio Garibaldi, maglia numero 10, il classe 89 dei rossoblù. Tutto pronto al comunale di Piancastagnaio. Uno sguardo rivolto agli assistenti da parte di Loreto. C'è probabilmente qualcosa da controllare nei pressi della panchina del Sestri Levante. È arrivato l'ok da parte del quarto uomo Cappai e quindi si può cominciare. Arriva il fischio di Loreto, primo possesso per il Sestri Levante, che va subito a verticalizzare con un lancio lungo che spiove sulla tre quarti, però a controllare Conti, l'1-2 con Facundo Marquez. Buona la diagonale da parte di Gianmarco Todisco, e va a proteggere la rimessa dal fondo. Ha provato subito a proporsi in avanti l'esterno mancino Cristiano Furno, classe 2002, ben contenuto però da Todisco, che è riuscito a prendere posizione. Imposta dal basso il Sorrento, la gestione da parte di Francesco Fusco, che lancia in verticale, controllo non riuscito qui ad Herrera. Rimessa laterale per i liguri, pallone all'indietro, attenzione al pressing da parte di Petito, anticipato però dal lancio lungo della difesa dei liguri. Altro pallone che spiove al limite dell'area del Sorrento, prova a controllarlo Marquez, che viene steso. Calcio di punizione, primo fischio da parte di Marco Di Loreto. Tanto andiamo a rivedere con il netto anticipo da parte dell'argentino Facundo Marquez, è andato a subire il contrasto falloso. Calcio di punizione, in due sul pallone ci sono Furno e Podda. Poi si stacca il numero 7 e allora con ogni probabilità sarà Cristiano Furno. Vediamo se cercherà il cross o direttamente la battuta verso i pali di Del Sorbo. Parte Furno, il suo è un cross in mezzo sul secondo palo, pallone che spiove in area di rigore, lo sputa fuori, la difesa e poi la conclusione. Va subito avanti il Sestri Levante con il gol del numero 4 Massimiliano Pane, il capitano dei liguri. Sblocca la finale al terzo minuto di gioco. Mancino splendido di Massimiliano Pane, che si infila all'angolino, non può nulla Del Sorbo e alla prima occasione passano avanti i liguri. Doccia fredda per il Sorrento di Maiuri, e si trova subito a rincorrere in questa finale. Alla prima chance da palla inattiva ha colpito Pane, che ha raccolto la respinta della difesa e ha sparato con il mancino, battendo Del Sorbo. Vediamo quale sarà la reazione del Sorrento. Adesso porta palla con Cacace, giro palla Fusco e si arriva da Francesco Todisco. Si gira bene in mezzo al campo qui Herrera, poi prova l'imbucata verticale per Petito, che si impegna per tenere in campo il pallone. Petito prova a rientrare sul destro, zona cross, imbuca in orizzontale e poi calcio d'angolo per i campani. A prendersi il pallone Herrera. Era proprio il giocatore panamense a calciare dalla bandierina. Herrera, cross a rientrare verso il secondo palo, smanaccia Nakura e poi prova a ripartire il Sestri con la corsa di Podda in netto anticipo. Però Todisco che appoggia all'indietro per Del Sorbo.
Gianmarco Todisco prova a completare il disimpegno, non forza il pallone in verticale, decide di gestire con Del Sorbo e adesso Erradi. Fusco, Erradi chiama il pallone all'indietro ancora per Francesco Fusco. Cacace, esperto centrale del Sorrento, classe 87, che attenzione al pallone per Bacè, non può arrivare però il gambiano. In netto anticipo Anacura che decide di gestire con i piedi, quasi ad attendere il pressing dei rossoneri. Adesso l'uscita del Sestri con il pallone di Parlanti che sbaglia il pallone in verticale. Todisco prova a accelerare sul centro-sinistra. Todisco penetra contro due, si defila a sinistra, prova a mettere il cross. Petito controlla, scarica a sinistra, quindi la giocata di Gaetani sul secondo palo. Non ci sono compagni, però allora può ripartire il Sestri Levante con il lancio in profondità. Attenzione alla corsa qui da parte di Facundo Marquez che tiene in campo il pallone, cerca uno scarico centrale, trova l'aiuto di Conti, contrasto al limite ancora Sestri. Marquez, surplus del numero 9 che chiede ed ottiene l'1-2. Marquez va in porta, Del Sorbo blocca la conclusione dell'argentino. Altra occasione per il Sestri Levante, ricordiamo è passato in vantaggio al terzo minuto con la firma di Massimiliano Pane. Del Sorbo allargato per Todisco che prova a prendere l'interno su Furno, poi scarica all'indietro. Del Sorbo, Cacace, uno sguardo in avanti del capitano rossonero che poi prova ad alzare il pallone in direzione di Petito. Ottimo il controllo del numero 11 che però deve tornare all'indietro trovando l'appoggio di Todisco, quindi Herrera, il lancio lungo per Bacè che attacca il lato corto dell'area di rigore e alla fine sarà rimessa dal fondo con Anacura che è riuscito a far sbattere il pallone addosso al numero 9 dei Campani e quindi il rinvio per il Sestri Levante. Anacura appoggia all'interno della propria area di rigore, quindi il lancio lungo a cercare Marquez anticipato da Cacace. Adesso Francesco Todisco all'indietro. Fusco, Cacace, si allarga a Gianmarco Todisco, riceve il terzino destro che poi prova a verticalizzare, qui indecisione di Bacè che lascia il pallone alla disponibilità di Casagrande che fa break e prova a concludere. Del Sorbo si distende alla sua destra e blocca la conclusione di Casagrande. Herrera, Erradi, di nuovo per Herrera che alza il pallone in direzione di Francesco Todisco che verticalizza, lo scatto di Petito alle spalle della difesa. Ottima la diagonale da parte di Oliana che poi riesce anche ad evitare il calcio d'angolo mettendo il pallone in fallo laterale. Rimessa per Francesco Todisco che può proporsi in avanti, in appoggio anche Fusco e pensa al cross, non glielo concedono. Allora ancora Herrera, contrasto al limite dell'area giudicato regolare da Di Lorenzo, può provare a ripartire il Sestri Levante. Cacace anticipa Facundo Marquez, poi fallo in mezzo al campo, calcio di punizione per il Sorrento, fallo commesso da Gabriele Parlanti ai danni di Herrera. A battere proprio il numero 10, in appoggio c'è Fusco. Francesco Todisco viene incontro Petito, riceve, prova a girarsi sulla tre quarti, pressato alle spalle, regolare l'intervento del difensore rossoblu che guadagna anche la rimessa con le mani. Possesso riconquistato dal Sestri Levante. Con le mani Pane in verticale, il colpo di testa di Conti per far correre Marquez, sovrapposizione da quella parte di Podda che penetra in area di rigore. Podda cerca l'aiuto di un compagno, trova ancora Marquez sull'esterno, sterza verso il centro, ancora Podda, prova il cross, colpisce male il numero 7, pallone direttamente sul fondo. Sono andati via i primi 9 minuti in questo primo tempo, è avanti 1-0
la formazione di Barilari grazie al gol di Massimiliano Pane. Ora Fusco, apertura in orizzontale per Gianmarco Todisco, quindi Bace anticipato da Casagrande. Buono il break ancora del Sestri, Conti all'indietro, adesso Marquez gestisce al limite, quindi prova a subentrare anche Troiano, anticipato per un attimo da Maresca, poi c'è anche il fallo di Troiano, calcio di punizione per il Sorrento. Fusco, si abbassa Herrera in mezzo ai centrali per impostare Cacace, c'è Todisco più esterno, Cacace lancia in verticale per la corsa di Petito e forse si lascia andare qui sulla spinta alle sue spalle di Oliana. Ha già recuperato palla però il Sorrento con l'appoggio all'indietro di Maresca per Fusco. Petito, scarico centrale, c'è Herrera. Fusco, adesso si allarga Cacace, è salito Todisco, si è abbassato Petito addirittura, posizione di terzino. Qui attenzione al lancio lungo a cercare l'inserimento di Gaetani. Buona la diagonale di Pane a coprire l'uscita di Anacura, possesso per il Sestri Levante. Oliana, Casagrande a sinistra, scelto invece Pane sul centro-destra, si abbassa anche Raggio Garibaldi, pallone all'indietro per Anacura, lancio lungo, spizzata di testa di Troiano, Facundo Marquez controlla sulla tre quarti, allarga il pallone per Furno, zona cross per il numero 3, lo finta poi lo prova e arriva a rimpallare il suo tentativo Bilal Erradi, giocatore italiano di origine marocchine. Casagrande cerca l'1-2, ancora Erradi che interviene, poi leggero il contrasto con Casagrande, giudicato regolare da Di Loreto che lascia molto andare su questi contrasti. È semplice rimessa laterale per i rossoneri. Todisco all'interno dell'area di rigore per Cacace che con molta lucidità appoggia il pallone all'indietro di testa per Del Sorbo che completa il giro palla. C'è Francesco Todisco a sinistra, Herrera, Fusco, si abbassa anche Bilal per liberare la corsia a Gianmarco Todisco. Cacace alza il pallone in direzione di Francesco Todisco, c'è Herrera in appoggio, Todisco sceglie Petito che viene incontro, appoggia all'indietro ancora per Herrera, pressato alle spalle. Qui c'è il fallo da parte di Conti che poi rischia anche qualcosa calciando in porta, trova anche un gol straordinario il numero 11 del Sestri Levante, gioco era ovviamente fermo. Rivediamo qui con il tamponamento di Conti alle spalle di Herrera, poi lo splendido pallonetto a gioco fermo del numero 11. Fusco, Francesco Todisco sul lungolinea, prova a lavorare il pallone in Maresca, controllato in rimessa laterale alla chiusura di Troiano. Fusco, Cacace, lancio lungo, attenzione qui all'inserimento di Gaetani, letto bene dal colpo di testa di Pane, poi Podda porta a casa la rimessa laterale sul pressing di Raffaele Maresca. Con le mani Pane sul lungolinea a cercare lo stacco di Conti che prolunga di testa verso Facundo Marquez che arriva in ritardo, forse tocca anche il pallone l'argentino, frana però sulle caviglie di Cacace, calcio di punizione per il Sorrento, proteste da parte di Facundo Marquez che prova a spiegarsi con Marco Di Loreto, intervento sicuramente non cattivo quello dell'argentino che però è arrivato in ritardo sul capitano dei rossoneri. Andiamo qui a rivedere il contrasto con Marquez che va a colpire il centrale del Sorrento, Francesco Todisco. Herrera, Fusco, si abbassa Cacace che ha smaltito il colpo subito in precedenza. Gianmarco Todisco,
prova a prendere l'interno su Furno, poi Herrera completa il giro palla, Francesco Todisco, si abbassa Maresca, cerca il controllo orientato per saltare Troiano, tutto regolare, ancora Maresca da terra, prova a riconquistare Todisco, Bagé non riesce a difendere palla il Gambiano, Herrera raccoglie però il pallone vagante in anticipo su Conti, Herrera, Bilal, Maresca prova a imbucare con l'esterno, Bagé si impegna, pallone troppo in profondità da parte del numero 8, irraggiungibile per il Gambiano, rimessa dal fondo per il Sestri Levante quando siamo giunti al 15° minuto del primo tempo. Liguri sempre avanti 1-0 grazie alla firma al terzo minuto di Massimiliano Pane. Anacura, Oliana a gestire all'interno dei propri 11 metri, Casagrande alza il pallone in verticale, c'è Troiano che può controllare in solitaria in mezzo al campo, quindi Podda prova a accelerare, Gaetani lo porta sull'interno, ancora Podda, porta palla, allarga il pallone per Furno, sbaglia che la misura del passaggio è il numero 7, rimessa laterale già battuta da Gianmarco Todisco per Cacace che restituisce al 2, Bilal, Todisco, Herrera rimane alta in pressing il Sestri Levante che recupera il pallone con Raggio Garibaldi, non riesce però a tenerlo nel perimetro di gioco il 10 rossoblu. Gianmarco Todisco viene incontro Petito, pallone per Bagé anticipato da Casagrande, quindi la sponda di Parlanti, anche Facundo Marquez, Parlanti allarga per Conti, preso un po' in controtempo qui il numero 11 ma c'è fallo ai danni di Parlanti, calcio di punizione per il Sestri Levante al limite dell'area conquistato da Gabriele Parlanti, l'uomo con più presenze nella stagione dei rossoblù, 38 su 38 in campionato. Calcio di punizione per il Sestri, Furno mette il cross sul secondo palo, pulisce l'area di rigore Fusco, svettando più in alto di tutti, sarà calcio d'angolo per i liguri, va a prendersi il pallone ancora Cristiano Furno, e poi lascia però la battuta a Podda. Allora calcerà a rientrare con il destro Lorenzo Podda, classe 2003. Tanti giocatori del Sestri Levante ad attaccare l'area di rigore, solo in 2 a coprire un eventuale contropiede del Sorrento, pallone che spiove in area, lo colpisce di testa ancora Fusco, poi cerca l'acrobazia Facundo Marquez, più per non far ripartire il Sorrento, calcia il pallone sul fondo l'argentino. Fusco, Francesco Troiano, forza il pallone in verticale, il controllo di Petito, quindi il movimento in appoggio di Gaetani, Petito cerca il dribbling regolare, l'intervento ai suoi danni di Massimiliano Pane, rimessa laterale e dovrebbe quindi essere per il Sestri Levante, rimasto a terra però il centravanti del Sorrento, Francesco Pio Petito. Campani che oggi devono fare a meno per squalifica di Giuseppe Lamonica, che ha deciso la semifinale di ritorno contro il Lumezzane. Intanto abbiamo rivisto lo scontro tra Petito e Pane, giudicato regolare da Di Loreto. Hanno approfittato alcuni dei 22 in campo di questo piccolo break per rinfrescarsi vicino alle panchine. Si può battere adesso la rimessa per il Sestri Levante, con le mani Pane, si era avvicinato Raggio Garibaldi, il pallone è lungolinea per Conti, quindi attenzione alla ripartenza del Sorrento con Petito che deve correre all'indietro per il pressing di Oliana, riesce a liberarsi il numero 11, ancora Petito, va via Troiano, poi però sbatte su Podda
nel tentativo di allargare per Gaetani. Al limite qui Conti dentro Facundo Marquez, apre il destro, prende male la mira però l'argentino che calcia sul fondo. Grande occasione qui per il raddoppio dei liguri. Aveva imbucato bene Conti sulla corsa di Facundo Marquez, dribbling a rientrare, destro a giro, che però non termina dove voleva il numero 9 dei rossoblù. Fusco all'indietro per Del Sorbo che alza il pallone dalle parti di Massimiliano Pane, che lo mette giù con sicurezza. Ruleta per liberarsi di Maresca, poi l'appoggio per Troiano che verticalizza. Facundo Marquez prende posizione Cacace e gli impedisce di arrivare sul pallone. Gianmarco Todisco, Herrera, Bacè cerca di spizzare il pallone in direzione di Petito, non colpisce però il gambiano, e sfera che scivola comodamente dalle parti di Anacura. Oliana, Casagrande riceve da Raggio Garibaldi, torna adesso dal numero 10 Garibaldi, Pane, Casagrande, un po' di spazio per salire, se lo prende tutto il numero 2 che adesso allarga per Furno, va sull'interno Furno, saltato Todisco, Furno penetra in area, Furno mette il cross, Todisco pulisce l'area, poi libera male Cacace. Attenzione a Casagrande, la vuole spostare sul mancino, ancora Todisco con la chiusura, poi cerca di far sbattere il pallone addosso a Casagrande, apre bene le gambe il braccetto mancino della difesa di Barilari. Rimessa laterale per i liguri, Furno con le mani in area di rigore, Facundo Marquez prova a spizzare in mezzo per l'inserimento di Troiano, pulisce l'area al Sorrento, quindi Oliana di testa all'indietro per Anacura, portiere del Sestri nato a Milano con origini delle Seychelles, classe 94, ancora Raggio Garibaldi, scambia con Anacura, lancia lungo il portiere del Sestri, trova Facundo Marquez che però partiva da posizione di offside segnalata da Carlo Farina, e quindi calcio di punizione per il Sorrento. Cacace all'indietro per Fusco, 22esimo del primo tempo, 1-0 per i liguri, decide il gol di Massimiliano Pane. Gianmarco Todisco, pallone centrale rischiosissimo, Fusco riesce a arrivare prima di Conti, deve però lanciare il pallone nella metà campo del Sestri Levante con Casagrande che regala di fatto la rimessa laterale al Sorrento, svirgolando il tentativo di rilancio. Attende un pallone per battere la rimessa laterale Gianmarco Todisco, arriva adesso, ne arrivano anche due, può andare con le mani adesso il terzino di Maiuri. Todisco al limite del lato corto per Petito che prova a liberarsi di due avversari, non riesce a passare Petito, fa regolare il recupero palla del Sorrento. Herrera tre quarti, cerca il cross, Gaetani si muove sul secondo palo, Podda vince il duello dei numeri 7 e poi sbaglia il disimpegno. Attenzione a Maresca che può mettere il cross, sbaglia anche Maresca ciccando il pallone con il mancino, ancora una volta non riesce però a liberare la propria tre quarti il Sestri Levante. Rimessa laterale per il Sorrento, Francesco Fusco attende il movimento di un compagno, trova quello incontro di Maresca che restituisce al 3, mette il cross con il destro, rimpallato da Raggio Garibaldi e può andare allora ancora con le mani Francesco Todisco all'indietro per Fusco, fa proseguire Cacace, si abbassa Bilal, Cacace torna a sinistra da Francesco Todisco, Maresca vorrebbe servire ancora la sovrapposizione di Todisco, pallone tenuto in campo dal numero 3 Petito, prova a entrare in area di rigore, sposta sul mancino Pane, lo accompagna all'uscita, Petito con una finta prova a liberarsi dalla marcatura del 4, poi con il tacco inventa per l'inserimento di Todisco, controllato bene da Podda, ancora Bacè, area di rigore, calcio d'angolo, rimpallato il cross di Bacè da Oliana
E tiro dalla bandierina per il Sorrento. Da fermo Herrera, cross tagliato verso l'area piccola, l'uscita di Anacura, pallone raccolto da Francesco Todisco che torna da Herrera, accorcia su di lui Podda. Herrera lungolinea per Bilal che prova a tenere in campo il pallone, non ci riesce l'italo marocchino e quindi rimessa dal fondo per il Sestri Levante. Ancora 20 minuti più recupero in questo primo tempo, è 1-0 per i liguri nel gol di Massimiliano Pane in apertura. Qui attenzione a Troiano, misunderstanding con Facundo Marquez che attaccava il centro-destra dell'area di rigore, pallone tagliato invece di Troiano, controllato agevolmente da Del Sorbo che riparte da Cacace. Il pressing accennato da Conti, Cacace allarga per Francesco Todisco che verticalizza, non arriva però dalle parti di Petito per la corsa di Parlanti. Podda, Facundo Marquez, uno sguardo al limite, poi allarga per Furno al limite dell'area, 1 contro 1 con Herrera, va sul mancino Furno mette il cross, pulito da Cacace e poi Podda sul pallone vagante, calcia addosso ad un avversario. Non è finita, ancora Sestri in avanti, Parlanti, Casagrande, Parlanti, pressing di Bagé, rischia qualcosa qui Parlanti, per sua fortuna, pallone che scivola in rimessa laterale dopo il contrasto. Oliana, Casagrande, si abbassa Parlanti, si avventura in un dribbling Casagrande, calcio di punizione qui è per il Sorrento, poi rischia il cartellino giallo Casagrande ritardando la ripresa del gioco del Sorrento, voleva battere veloce Bagé, non gliel'ha concesso il numero 2, richiamo verbale per Luca Casagrande. Qui il lancio dentro, gran lettura di Oliana e va ad anticipare Gaetani, quindi il lancio lungo dalle parti di Conti che controlla e scarica a destra, fa salire i suoi con Podda, c'è Troiano in appoggio, riceve il numero 6, poi verticale, Conti si gira bene sotto disco, Conti al limite, Facundo Marquez, ci sarebbe Furno dall'altra parte, non lo vede l'argentino che torna a destra, Podda può mettere il cross, deviato da Todisco, calcio d'angolo per il Sestri Levante. Dalla bandierina Podda occupano l'area di rigore i centrali di Barilari, pallone che spiove nell'area piccola, il colpo di testa di Facundo Marquez che si dispera, mani nei capelli per l'argentino che ha avuto una grandissima chance di raddoppiare per il Sestri Levante. Riparte il Sorrento, Fusco si defila sul mancino, lancia in verticale per Gaetani, controllo di petto del numero 7, quindi Herrera può completare il disimpegno. Bilal, è salito Gianmarco Todisco, Bilal bravo ad evitare il pressing di Marquez con una finta, larga per il 2, Todisco, Bagé, sovrapposizione di Todisco, Bagé prende l'interno, in appoggio si muove adesso Petito, sovrapposizione a sinistra di Todisco, Petito limite dell'area, cerca il cross, contrasto in area di rigore, tutto regolare per Di Loreto, era andato a terra Bilal, minacciato quasi di un cartellino giallo dal direttore di gara, ha valutato come simulazione la caduta dell'italo marocchino, e ancora Bilal a lottare con Furno a riconquistare il possesso, poi fallo alle sue spalle di Parlanti che prende sì il pallone ma va nettamente prima sulle gambe del numero 4 rossonero. Andiamo a rivedere il contrasto con la difesa del pallone di Bilal e la scivolata irregolare di Gabriele Parlanti.
il più giovane dei 20 giocatori di movimento, classe 2004, al pari di Ludovico Del Sorbo, estremo difensore del Sorrento. Herrera, la finta di Francesco Todisco, Herrera crossa con il destro, pallone lasciato rimbalzare al limite dell'area piccola, non senza rischi da parte della retroguardia rossoblù, che poi riesce però a mettere fuori il pallone, lotta Podda e guadagna la rimessa laterale sull'ultimo tocco di Maresca. Con le mani Pane a cercare sulla tre quarti Troiano, anticipato da Maresca, poi rimane a terra Bilal, tutto regolare. Furno prova a puntare Todisco, Furno prende il fondo, Gianmarco Todisco lo rimonta, si mette davanti, poi battibecco tra i due, un leggero testa a testa, va giù il numero 3 del Sestri Levante. Adesso arriva il richiamo da parte di Marco Di Loreto, andiamo a rivedere con Furno che è andato a disturbare Gianmarco Todisco e poi cade a terra dopo il testo a testa con il numero 2 rossonero. Solo richiamo verbale per entrambi i giocatori. E allora si può riprendere con la rimessa dal fondo per il Sorrento, ancora 14:20, più recupero all'intervallo, 1-0 per i liguri, decide Massimiliano Pane. Cacace, Fusco, incontro Petito che si abbassa molto a giocare palla sulla tre quarti, Petito accelera, pressato alle spalle, fallo commesso da Oliana che aveva lasciato la linea difensiva per andare a seguire il movimento di Petito. Herrera sul punto di battuta, rimane il solo Gianmarco Todisco a protezione della metà campo del Sorrento, in 6 ad attaccare l'area di rigore. Arriva il cross di Herrera che va sul secondo palo, Anacura si impegna e blocca il pallone in presa alta, ricevendo gli applausi del pubblico del Sestri Levante qui sotto la nostra postazione. Qui fallo di Bilal ai danni di Furno e calcio di punizione questa volta per i liguri. Casagrande, Oliana, Raggio Garibaldi, Troiano ancora per Raggio Garibaldi, di prima in verticale per Facundo Marquez, l'anticipo di Cacace, poi pallone raccolto da Parlanti, Furno sbaglia, tocco per Marquez, esce bene Todisco che con un doppio passo si libera di un avversario, poi allarga per Maresca che viene tamponato alle spalle da Furno, voleva il cartellino giallo il centrocampista rossonero. Semplice calcio di punizione per Di Loreto, ancora Maresca, accelera sulla tre quarti, Todisco prende l'interno, Raggio Garibaldi in scivolata legge le intenzioni del numero 2 e lo chiude in rimessa laterale. Gianmarco Todisco si propone in appoggio anche Cacace, vuole andare verso l'area di rigore però Todisco trovando Bageti, tacco prolunga, Herrera area di rigore, cross a memoria sul secondo palo, arriva Bilal che colpisce di testa senza riuscire però ad indirizzare il pallone verso i pali di Anacura, rimessa dal fondo per i liguri. 33-20 sul cronometro. Oliana riceve da Anacura, scodella sulla destra per il colpo di testa di Podda, Troiano prova a chiudere lo scambio con Podda, interviene Herrera che con una scivolata riesce ad anticipare il numero 7, poi fallo qui fischiato a Bagé, aveva controllato il pallone al limite Francesco Pio Petito, fermata però la sua azione dal fischio di Di Loreto. Furno all'indietro per Casagrande, Raggio Garibaldi,
Casagrande sul pressing di Pagé, se la cava bene andando in orizzontale dall'autore del gol dell'1-0, Massimiliano Pane. Ancora Pane a sventagliare in avanti per Facundo Marquez, che cerca la sponda aerea per l'inserimento di Giordano Conti, trova invece le mani di Del Sorbo. Cacace, Fusco, si allarga a sinistra, sale Todisco, pallone centrale per Bilal. Ancora Fusco, Cacace, accenna il pressing Parlanti, pallone di Cacace verticale, viene incontro bene Pagé, sponda all'indietro per Maresca che sbaglia un appoggio apparentemente semplice per Gianmarco Todisco, preso in controtempo il numero 2, rimessa laterale per il Sestri Levante. Raggio Garibaldi, Furno all'indietro per Casagrande, si propone in appoggio Raggio Garibaldi, più in avanti c'è Parlanti, Furno tra le linee, pallone al limite, letto bene da Cacace, Parlanti sul controllo infelice del numero 5, Parlanti, limite, vede la porta anche Parlanti, poi scarica per Conti, ci sarebbe fallo ma si continua, Conti spara, con il mancino va oltre la traversa di Del Sorbo, rimessa dal fondo per il Sorrento. Rimasto a terra Parlanti, viene aiutato a rialzarsi da Herrera, bel gesto di fair play tra i due centrocampisti di Sestri Levante e Sorrento. Cacace, Fusco, si libera di Conti, lancia in profondità, Gaetani si allaccia con Oliana, buona la sponda, Petito, arriva la sovrapposizione di Gianmarco Todisco, zona cross per il numero 2, ancora Petito al limite dell'area, prova a liberarsi, Petito penetra su Casagrande, ancora Petito, raddoppiato da Troiano che recupera, quindi il tocco di Parlanti, Facundo Marquez protegge il pallone dall'arrivo di Cacace che trattiene, ci sarebbe forse fallo del capitano del Sorrento, si continua a giocare per il vantaggio, ancora Conti con il recupero regolare alle sue spalle di Herrera, poi Bilal toccato duro da Troiano e arriva il cartellino giallo, il primo del match in direzione di Luca Troiano, ammonito il classe 2001, arrivato in ritardo sulla protezione del pallone di Bilal Erradi. Cacace vorrebbe la distanza qui di Facundo Marquez, prova ad innervosirlo l'argentino rimanendo vicino al pallone ma fuori dalla linea di tiro di Cacace, che alla fine decide per lo scambio corto con Fusco. Cacace si abbassa, Bilal Erradi controlla l'italo marocchino, uno sguardo in avanti, lancio in profondità per Gaetani che prova a spizzare di testa, segnalato però l'offside da parte di Manfredi Scribani e calcio di punizione per il Sestri Levante. 37 e 17 sul cronometro, sempre 1-0 per i liguri. Furno, un po' di spazio da prendersi, questo Laut Mancino è il numero 3, poi va in orizzontale da Troiano, sovrapposizione ancora di Furno, Troiano accelera e penetra in area di rigore, chiede il penalty Troiano, rimane a terra, non c'è l'irregolarità di Gianmarco Todisco, secondo di Loreto, e sarà semplice rimessa dal fondo per il Sorrento, richiamato però lo staff sanitario del Sestri Levante per verificare le condizioni di Luca Troiano. Ancora a terra il numero 6, ne approfitta per rinfrescarsi anche Gabriele Parlanti, si rialza adesso Troiano che però deve abbandonare momentaneamente il terreno di gioco. Intanto andiamo a rivedere il contrasto con il tuffo da parte di Troiano che successivamente forse viene anche toccato da Gianmarco Todisco quando però era già praticamente a terra.
momentaneamente in inferiorità il Sestri Levante, vediamo se prova ad approfittarne il Sorrento. Fusco, Maresca si abbassa e poi completa il giro palla con Cacace. Gianmarco Todisco, centrale, Herrera verticale senza guardare il pallone a memoria per Petito che parte bene con la linea. Petito il pallone in orizzontale, la chiusura da parte di Massimiliano Pane, decisivo anche all'interno della propria area di rigore il capitano dei rossoblù. Qui si era mosso alla grande Petito sul pallone verticale di Herrera. Sarà proprio il numero 10 panamense ad andare dalla bandierina. C'è Maresca che si propone in appoggio, poi si allontana il numero 8 perché vuole crossare in mezzo. Herrera che va ad uscire con il destro. Qui attenzione che a palla lontana c'è un contrasto all'interno dell'area di rigore. Ha fermato ovviamente il gioco Marco Di Loreto. Non abbiamo visto onestamente cosa sia successo all'interno dell'area di rigore del Sestri Levante. Attendiamo di capire quale sarà la decisione di Marco Di Loreto. Qui vediamo un paio di trattenute all'interno dell'area, poi un giocatore del Sestri Levante che va a terra. Probabilmente in seguito a una sbracciata di un avversario che tentava di liberarsi della trattenuta. Arriva il cartellino giallo per Facundo Marquez. Ammonito il numero 9 del Sestri Levante, Facundo Marquez. Credo sia l'unico provvedimento disciplinare preso da Marco Di Loreto in questa situazione, probabilmente per proteste. Il giallo al numero 9 argentino. Herrera fa spiovere il pallone in area di rigore, c'è un fallo in attacco però di un giocatore del Sorrento e quindi calcio di punizione per i rossoblù. (41:43) sul cronometro, sempre 1-0 per i liguri che possono adesso andare al rinvio con Oliana che decide invece di giocare corto con Casagrande. Raggio Garibaldi di prima per Furno che palleggia. Qui fallo di mano da parte di Bilal Erradi, decisamente involontario il tocco irregolare del numero 4 rossonero. Calcio di punizione ma nessun provvedimento per l'italo marocchino. Calcio di punizione affidato ancora ad Oliana. Propone sempre Casagrande in appoggio, sceglie stavolta il lancio il numero 5, controlla Conti, poi braccio di Facundo Marquez. Prova a chiedere anche una seconda ammonizione Cacace, sarebbe stata onestamente eccessiva. Calcio di punizione già battuto dal Sorrento. Francesco Todisco verticale, Gaetani non si riesce a girare per la marcatura efficace di Pane che poi prova a verticalizzare, anticipato Podda dalla chiusura di Francesco Todisco che poi rilancia male in avanti. Sarà rimessa laterale per il Sestri Levante. Ancora 2 minuti più recupero all'intervallo. Con le mani Pane, lungolinea si muove Facundo Marquez, lo pressa Cacace, poi recupera Troiano, si lotta nei pressi della linea dell'out. Arriva un fischio di Di Loreto e c'è calcio di punizione per i liguri. Fallo subito da Troiano. Alla battuta Podda che non riesce ad alzare il pallone. Attenzione però a Raggio Garibaldi che controlla quindi il tiro di Conti, poi Podda e Del Sorbo
nega il +2 al destro di Lorenzo Podda. Doppia occasione per il Sestri Levante, prima Conti, poi Podda. Con l'iniziale cross del numero 7, su cui era arrivato Bagé, che non era riuscito però a liberare l'area di rigore. Podda a proporre il cross dalla bandierina del Sorbo, smanaccia con i pugni, poi Herrera prova a lanciare il contropiede di Petito, l'anticipo della difesa rosso-blu del Sorbo. Il lancio lungo in profondità, pallone che arriva in zona Bagé, anticipato da Furno. Quindi Maresca prova a metterla giù, fallo di Troiano, deve stare attento, è già ammonito il numero 6. Semplice calcio di punizione per il Sorrento. Ancora 10 secondi e poi sarà solo recupero. Sta per segnalare l'extra time l'assistente qui, attenzione a Gaetani, pareggia il Sorrento, l'assist di Petito, il gol di Gaetani, si distrae la difesa del Sestri Levante. Inserimento sul centro-sinistra di Francesco Pio Petito, che poi mette il pallone a rimorchio per l'inserimento da parte di Davide Gaetani. La pareggia il classe 95 proprio allo scadere dei 45 minuti. Andiamo a rivedere con il pallone di Petito e l'anticipo di Gaetani ai danni di Oliana. Non può nulla Nakura, pareggia il Sorrento allo scadere della prima frazione. Raggio Garibaldi abbattuto da centrocampo, all'indietro per Oliana. Casagrande aveva corso pochissimi rischi in questo primo tempo, il Sestri Levante viene però punita in chiusura dal timbro di Gaetani, che ristabilisce l'equilibrio dopo il gol in apertura di Massimiliano Pane. Cacace, lancio lungo per Bagé, anticipato da Casagrande, quindi Furno, arriva il duplice fischio di Marco Di Loreto che manda le squadre a riposo sul punteggio di 1-1. Era andata avanti, come detto poco fa, il Sestri Levante con il gol al terzo minuto di Massimiliano Pane, ha pareggiato al 45esimo Davide Gaetani su assist di Francesco Pio Petito. Ora piccola pausa per noi, poi ci ritroviamo per i secondi 45 minuti della finale della post scudetto Serie D.
Intervallo della finale della Pole Scudetto Serie D tra Sestri, Levante e Sorrento, terminato sul punteggio di 1-1. Siamo col coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero. Che partita ha visto? Stanno giocando bene le due squadre? Una partita che sta facendo onore al calcio, che sta facendo onore al campionato, due squadre che stanno onorando l'impegno al meglio, senza lesinare forze e soprattutto puntando all'obiettivo principale, che è quello di conquistare lo scudetto di titolo di campione d'Italia. Quindi un complimento a tutti, un complimento a tutti quanti i partecipanti. Soprattutto mi corre l'obbligo di ringraziare la Pianese, di ringraziare l'amministrazione comunale di Piancastagnaio e di ringraziare il presidente Sani per la disponibilità che ha offerto con la struttura e quindi permettendoci di svolgere questa finale valida per il titolo di campione d'Italia. Estendendo lo sguardo a tutto il campionato che si è svolto in Serie D, avete iniziato tanti anni fa un progetto di ringiovanimento del campionato, andando a premiare le squadre che valorizzano i giovani, che fanno giocare i giovani. In questo senso quanto stanno crescendo le squadre del nostro paese? Ma io credo che oggi sono in campo due squadre che hanno dimostrato, senza avere il favore del pronostico ad inizio campionato, di poter conseguire risultati importanti con rose e con tanti giocatori. Vorrei ricordare che sia il Sorrento che il Sestri Levante hanno nell'ambito del proprio organico, e sono in campo entrambi oggi, due giocatori che hanno fatto parte della rappresentativa della Serie D alla Viareggio Cup, e quindi questo a dimostrazione che la lungimiranza dei dirigenti, ma soprattutto la politica dei giovani adottata dalle società, credo che stia dando i frutti migliori. Grazie mille a Luigi Barbiero per il suo tempo, per le sue parole. Adesso ci godremo il secondo tempo di Sestri Levante Sorrento.
14 che hai fatto ieri, hai fatto c'è un certo Bonanno con la Roma. Titolare, numero 11. Sì, Bravissimo. non capita, Bravissimo. Giuseppe lo conosco bene, ragazzi. Abita al palazzo mio, capito? Bravo. Bravo? Sì, che ho fatti del cortile dea tutti. Bravo e attento, ha fatto un'ottima fase difensiva. È stato molto bravo. La mattina la sera col pallone in mano. Rientrano in campo le due squadre, ci sarà un cambio nel Sestri Levante, fuori con la maglia numero 6 Luca Troiano, che era anche ammonito, decide di non rischiare di rimanere in inferiorità. Enrico Barilari al suo posto uscito quindi dal campo Luca Troiano, è entrato con la maglia numero 18 Riccardo Forte, classe 99, con Barilari che ha scelto di togliere il giocatore ammonito. È cominciato il secondo tempo con il tocco di Petito all'indietro per Herrera. Gianmarco Todisco, Bace, centrale Maresca, prova a girarsi, lo pressa Parlanti, duello tra i due numeri 8, allarga per Gianmarco Todisco, sulla verticale Petito sbaglia il controllo, favorisce il recupero di Furno che lancia in profondità. Fusco va a proteggere l'uscita di Del Sorbo, poi intervento alle sue spalle di Facundo Marquez e scivolando, non so quanto intenzionalmente, è andato a franare sul centrale in maglia numero 6. Forse leggero tocco su di lui da parte di Cacace, che potrebbe salvare l'attaccante argentino dall'espulsione. Marquez, ricordiamo, ammonito sul finale di primo tempo in seguito a quel battibecco in area di rigore. Sembra voler soprassedere qui Marco Di Loreto, è ancora a terra però Facundo Marquez, quindi dobbiamo ancora attendere un attimo, che tanto ci viene riproposta ancora l'immagine con Marquez che mette le mani al volto in effetti prima di arrivare sul corpo di Fusco, e alla fine si proseguirà con il semplice possesso per Ludovico Del Sorbo. Ha battuto il portiere del Sorrento, Fusco. Francesco Troiano, Maresca, attaccato da Parlanti, non trova sbocco verticale, deve tornare all'indietro da Fusco. Francesco Troiano, dato via primo minuto e 50 di secondo tempo, sempre 1-1, che ottima la lettura da parte di Oliana, e va a anticipare Petito, a respingere il pallone in fallo laterale. Gaetani, l'autore del gol del pari, non riesce a controllare questo il pressing di Podda. Leggero tocco su Maresca per recuperare la sfera, riparte adesso il Sestri Levante con Furno, pressato da Bagé. Furno va in verticale, trova la deviazione di Gianmarco Todisco, rimessa laterale per i liguri. Furno, un incontro forte che tocca il suo primo pallone, lo restituisce al numero 3 che subisce l'irregolarità da parte di Bilal Erradi. E calcio di punizione per il Sestri Levante, va a mettere giù il pallone Oliana. Il lancio lungo del numero 5, pallone sull'esterno per Furno, anticipato da Gianmarco Todisco dopo il primo controllo, poi pressing falloso qui di Conti.
ai danni di Bilal Erradi. Calcio di punizione per il Sorrento. Passati 3 minuti nella ripresa. Va a battere Capitan Cacace. Prova a disturbarlo Conti. Cacace, lancio in orizzontale per il controllo di Francesco Todisco. Quindi Gaetani, Maresca prova a far proseguire ancora Gaetani. Maresca prende l'interno su Parlanti. Erradi può concludere il giro palla arrivando sulla destra da Petito, che mette il pallone sull'inserimento da parte di Erradi. Arriva la chiusura di Oliana, che allunga il pallone in fallo laterale. Petito viene incontro. Ancora Petito, lavora il pallone, lo scarica all'indietro per Cacace, che deve tornare da Del Sorbo per il pressing di Conti. Del Sorbo sbaglia che il rinvio, premiato l'impegno in fase di pressione del numero 11 rossoblu. Rimessa laterale per il Sestri Levante. Raggio Garibaldi, quindi Forte allarga per Podda. Di nuovo Forte, Pane, Raggio Garibaldi, un po' di spazio sulla tre quarti, scansiona il limite dell'area di rigore del Sorrento, poi Forte al limite del Sorbo e Marquez riporta avanti il Sestri Levante come nel primo tempo. Colpiscono in apertura i rossoblu con il tapin dell'argentino Facundo Marquez, e 2-1 per il Sestri Levante. La conclusione insidiosa dal limite dell'area del neoentrato Riccardo Forte, la parata del Sorbo che lascia lì il pallone per Facundo Marquez, che realizza il gol del 2-1 per i liguri. Il miglior marcatore della stagione dei liguri colpisce anche in finale. 23 gol in 37 presenze in regular season per Marquez, a cui si aggiunge anche un gol nell'andata del girone della prima fase interregionale, nella vittoria per 2-1 contro il Lumezzane. Da centrocampo il Sorrento, Petito all'indietro per Herrera, deve rincorrere ancora la squadra di Vincenzo Maiuri. Gianmarco Todisco, pallone in profondità per lo scatto di Erradi, che va via. Erradi, area di rigore, Erradi, pallone a rimorchio per Petito. Leggermente lungo il suggerimento di Erradi, pulisce l'area di rigore Gabriele Parlanti. Tanto arriva un richiamo alle parti della panchina del Sorrento, manito un collaboratore di Maiuri. Con le mani Gianmarco Todisco. Settimo minuto della ripresa, Todisco va a lungo con le mani a cercare addirittura Cacace, che si era proposto in area di rigore. Pallone messo fuori dalla difesa dei liguri, lo raccoglie Petito sull'out mancino. Quindi Francesco Todisco pressato alle spalle da Marquez, che poi tiene il pallone in campo e guadagna la rimessa laterale. Poi altro battibecco tra lui e Francesco Todisco, interviene anche Maresca, un po' di confusione, prova a riportare la calma di Loreto. Podda, Raggio Garibaldi, Podda, le finte per mandare a vuoto Gaetani, seconda battuta Maresca, spazza via in fallo laterale. Forte, Podda ancora per Forte, di prima verticale Herrera alle spalle di Parlanti, poi Pagier prova a difendere il pallone, leggermente tamponato, quindi il fallo di Raggio Garibaldi, che va a sgambettare il Gambiano. Calcio di punizione per il Sorrento. Herrera allargato per Francesco Todisco, che prova a dar ritmo a sinistra, pallone per Gaetani che mette il cross. Pane riesce ad aprire il compasso e a respingere il fallo laterale. Con le mani Francesco Todisco. Attende il movimento di un compagno, trova quello sulla linea di fondo di Petito, che prova a difendere il pallone,
sbraccia regolarmente Pane, che poi prova a rinviare, trova la deviazione di Todisco, rimessa con le mani per il Sestri Levante. Podda viene incontro forte, il controllo orientato del 18, Parlanti, quindi Conti con il velo per liberare la corsa di Forte, a riuscire a colpirla leggermente con il tacco per mettere in moto il numero 18, che poi va a commettere fallo su Gianmarco Todisco sul tentativo di ripartenza del Sorrento, già battuto a calcio di punizione. Herrera, Todisco si avventura in un dribbling, Furno non lo molla, ancora Furno a recuperare il possesso, Furno passa su Todisco, Furno può mettere il cross col mancino, Marquez sul secondo palo, dosa male il traversone del numero 3 dei rossoblù, blocca in presa alta del Sorbo. Cacace, Gianmarco Todisco all'indietro ancora per Capitan Cacace, Fusco del Sorbo, di nuovo per Fusco, largo sull'out mancino, Francesco Todisco prova a alzare in verticale, deviazione di Parlanti, rimessa con le mani per il Sorrento. 10° minuto della ripresa, Sestri Levante che è tornata in vantaggio con il gol firmato da Facundo Marquez al 5° minuto della ripresa. Qui Forte si trascina il pallone oltre la linea dell'out, rimessa laterale, va già battuta dal Sorrento. Fusco per Del Sorbo che allarga da Gianmarco Todisco, pressato da Conti, regolare, qui recupero palla di Conti, attenzione al break dell'11, Conti in area di rigore, Conti va sul mancino, Conti sul secondo palo per Facundo Marquez, doppietta dell'argentino, allunga sul +2 il Sestri Levante, giocata importantissima da parte di Conti che recupera il possesso su Todisco, sfonda sull'almancino, grossa per Marquez sul secondo palo che deve semplicemente appoggiare di petto il gol del 3-1 per i liguri. Rivediamo qui con Conti che punta a Cacace, prende il fondo e poi con il mancino pennella sul petto di Facundo Marquez, 3-1 per il Sestri Levante. Ancora da centrocampo il Sorrento, a cui adesso servono 2 gol per provare ad allungare la sfida oltre i 90 regolamentari. Gianmarco Todisco sulla fascia per Bagé che prova a rientrare, trova lo scarico centrale per Herrera, quindi il pallone di Errati letto bene da Oliana, lancia in profondità, arriva a chiudere Fusco del Sorbo, riesce a rimanere tranquillo sul pressing di Facundo Marquez allargando per Todisco, quindi il lancio sbagliato qui da Fusco, Cacace di testa prima di Lorenzo Conti, Giordano Conti, pardon, poi pallone verticale di Furno del Sorbo, va a raccogliere, ottimo però l'anticipo di Furno ai danni di Bagé. Gianmarco Todisco viene incontro Petito, sovrapposizione di Bilal Erradi che prova ad andare via sull'out di fallo con la trattenuta di Casagrande, si è visto saltato, anzi fallo di Raggio Garibaldi ai danni di Bilal Erradi, calcio di punizione per il Sorrento. Herrera, cross che spiove in area di rigore, respinto dal colpo di testa di Conti, poi ancora il tentativo da parte di Maresca con il pallone che arriva docile dalle parti di Anacura che va a rinvio. Facundo Marquez non calcola bene che il rimbalzo della sfera sul terreno del Comunale di Piancastagnaio. Fusco, Francesco Troiano
Si propone Maresca centralmente, sulla verticale Gaetani, prova a accelerare in mezzo a due con l'esterno per l'inserimento di Maresca, letto in anticipo da Massimiliano Pane, quindi Anacura dimostra anche un'ottima abilità con i piedi il portiere del Sestri. Adesso Raggio Garibaldi, Conti riesce a scaricare a sinistra, pallone troppo avanzato per Furno. Intanto pronto un cambio nelle fila del Sorrento, uscirà con la maglia numero 7 l'autore del gol del 1-1 Davide Gaetani, al suo posto con la maglia numero 20 classe 94 Felice Simonetti. Battuta la rimessa laterale, prova ad arrivare proprio l'entrato Simonetti, che riesce forse appena a sfiorare la sfera, che arriva comunque comodamente dalle parti di Anacura. Il lancio di Oliana, viene incontro Facundo Marquez, il controllo dell'argentino che poi verticalizza per lo scatto tentato da Conti, ben controllato da Cacace che appoggia all'indietro per Del Sorbo. Gianmarco Todisco, Bilal Erradi, vorrebbe il pallone tra le linee, Maresca lo ignora l'italo-marocchino che poi allarga per Petito, che adesso sembra essersi allargato sull'out mancino per lasciare la zona centrale al neoentrato Simonetti. Ancora Petito ad imbucare per Todisco, che non riesce a mettere il cross prima che il pallone varchi la linea di fondo, e sarà quindi rimessa per il Sestri Levante. Anacura all'interno della propria area di rigore gestisce la sfera e la Sestri Levante. Raggio Garibaldi, quindi il lancio lungo di Casagrande che trova la spizzata di Conti, poi non si chiude il dialogo tra Forte e Marquez, recupera palla però Parlanti. Marquez arriva veloce a sovrapporre Podda, Marquez fa passare il pallone per Podda, qui fa continuare l'arbitro che lascia andare per il vantaggio con il cross di Podda che aveva trovato Forte in area di rigore, girata oltre la traversa del numero 18, poi a gioco fermo è arrivato il cartellino giallo per il numero 3 Francesco Todisco. Primo ammonito nelle fila del Sorrento. Per il Sestri Levante invece le ammonizioni di Facundo Marquez e Luca Troiano, con quest'ultimo che ha lasciato il terreno di gioco in apertura di secondo tempo a Riccardo Forte. Cacace, Gianmarco Todisco pressato da Conti, deve tornare all'indietro da Cacace che lascia Del Sorbo. Cacace, 61:20 sul cronometro, 3-1 per il Sestri Levante. Maresca dialoga con Erradi, pallone scomodo per il numero 4 che con un'ottima finta di corpo guadagna il calcio di punizione sul pressing di Furno. Cacace attaccato da Conti, lancia in verticale, il controllo di Simonetti che può far correre Todisco. Todisco penetra in area, si allunga la sfera, Anacura con l'uscita bassa anticipa Todisco che poi lascia lì la gamba e tocca la testa di Anacura prendendosi il cartellino giallo. Nel giro di un minuto ammoniti entrambi i terzini del Sorrento. Aveva infatti da poco rimediato all'ammonizione Francesco Todisco e adesso è il turno di Gianmarco Todisco che è andato a colpire Anacura nettamente in anticipo sul pallone. Qui l'apertura di Casagrande, Podda, Parlanti, un po' di spazio da prendersi nella tre quarti del Sorrento il numero 8, poi allarga per Facundo Marquez che fa correre Podda, prende il fondo e mette il cross del Sorbo.
blocca sul primo palo. Herrera, Gianmarco Todisco pressato da Furno, Bagé prova a girarsi in mezzo a due il Cambiano, si allunga palla ma riesce a gestire il numero 9 dei rossoneri. Fusco, c'è Petito che lavorerebbe largo a sinistra, Fusco va dall'altra parte dove c'è Bilal Erradi che vince un contrasto regolarmente. Casagrande però in scivolata anticipa l'italo marocchino, lancia la ripartenza della Sestri Levante che va sulla tre quarti con Forte, scarico a sinistra per Conti che vince l'1 contro 1, Conti in area di rigore, Cacace riesce a leggere questa volta le intenzioni di Giordano Conti, poi il lancio lungo del capitano rossonero su cui non arriva Petito. Oliana, Parlanti, Marquez di prima per il numero 8, arriva al limite dell'area Gabriele Parlanti, buono il dribbling, Parlanti pallone a rimorchio, Forte prova a girarsi, poi Marquez raccoglie e svirgola con il mancino, poi ancora regolare l'azione, non c'è fallo di Furno, attenzione al recupero del Sestri Levante con pallone per Podda che può mettere il cross, Cacace svetta all'interno dell'area di rigore, direziona il pallone in fallo laterale. Con le mani Furno, si propone anche Casagrande in appoggio, va a cercare Conti all'interno dell'area di rigore e prova a lottare in mezzo a tre, porta via palla il Sorrento con Bagé, arriva il tocco da parte di Furno, rimessa laterale per il Sorrento, cambio adesso per il Sestri Levante, esce raccogliendo gli applausi del proprio pubblico Facundo Marquez che ha messo il proprio timbro su questa finale con la doppietta che sta indirizzando la gara dalla parte dei liguri, colpito 2 volte in questo inizio di ripresa l'argentino. È pronto un cambio anche nelle fila del Sorrento. Uscito con la maglia numero 8 Maresca, è entrato con la maglia numero 16 Caro Tenuto. Dall'altra parte invece Cominetti ha preso il posto di Facundo Marquez. Podda, lancio lungo, Cacace di testa, rilancia nella tre quarti del Sestri, contrasto tra Oliana e Bagé, giudicato regolare, poi ancora Cacace e alla fine cartellino giallo per il neoentrato Caro Tenuto che praticamente al primo contrasto della sua partita si iscrive al taccuino dei cattivi di Marco Di Loreto. Poi viene anche richiamato lo staff sanitario del Sestri Levante. Da verificare le condizioni di Gabriele Parlanti, fermo a terra dopo il contrasto che ha portato all'ammonizione di Caro Tenuto. Si rialza Parlanti, calcio di punizione per il Sestri Levante all'interno del cerchio di centrocampo. Oliana è pronto a battere, lancio al limite dell'area per Conti che prova a prendere posizione. Fusco riesce ad anticiparlo, quindi Erradi, Gianmarco Todisco manda a vuoto il pressing di Cominetti, poi lancia in verticale per la corsa di Simonetti. Oliana in anticipo prova a completare il disimpegno, trova la sporcatura di Bilal Erradi, rimessa laterale per i liguri. Furno con le mani a cercare Cominetti, superato dalla traiettoria. Parlanti direziona il pallone dalle parti di Capitan Massimiliano Pane, quindi il lancio verticale di Podda. Herrera elegante qui con il tacco
nell'anticipare Conti a scaricare per Fusco. 1-2 con Del Sorbo. Fusco alza ancora il pallone, Podda di testa, quindi la mette giù. Ancora Conti, prova ad andare via in mezzo a due, recupera palla Francesco Todisco, poi fallo subito da Giulio Caratenuto. Calcio di punizione per i campani. Herrera sventaglia il pallone in orizzontale dalle parti di Gianmarco Todisco, quindi Bilal Erradi all'indietro per Capitan Cacace. Ancora Erradi, si propone sul centrodestra l'italo marocchino, va sulla corsia da Gianmarco Todisco, quindi Petito in sovrapposizione. Oliana riesce anche a trovare il tocco di Petito e la rimessa laterale è del Sestri Levante. 21-10 al 90esimo, 3-1 per i liguri grazie al gol di Pane, alla doppietta di Facundo Marquez. Attenzione qui al Sorrento in area di rigore con Petito che prova a calciare, ancora Petito, pallone che sibila alla destra del palo di Anacura, vicinissimo al gol del 2-3 il Sorrento, con la doppia conclusione di Petito che con il destro è andato vicinissimo all'angolino basso alla destra di Anacura. Pane, lancio verticale, spizzata di Conti per la corsa di Cominetti, anticipato da Todisco, poi esce bene ancora il Sestri Levante con il recupero di Forte. Forte arriva sulla tre quarti, allarga a destra, ha preso in controtempo qui Conti, era un po' fermo sulle gambe il numero 11. Rimessa laterale per il Sorrento. Caratenuto all'indietro per Francesco Todisco, qui fallo di Pane che arriva con troppa irruenza alle spalle di Felice Simonetti. Calcio di punizione per il Sorrento. Herrera prova a disturbarlo, Parlanti batte adesso il calcio di punizione il centrocampista panamense. All'indietro per Cacace. Caratenuto pressato da Parlanti, difende palla, mette il fisico, Parlanti riesce a chiuderlo, poi voleva anche la rimessa laterale il centrocampista classe 2004. Rimessa assegnata però al Sorrento con Francesco Todisco che va all'indietro, Fusco, Del Sorbo e adesso Gianmarco Todisco. Si muove sulla verticale Bagé, più profondo Petito che prova la sponda, arriva la chiusura di Oliana. La rimessa laterale questa volta per i campani, batte con le mani Gianmarco Todisco, da ripetere però la rimessa laterale perché Di Loreto si stava spiegando con Petito. Tanto pronto un altro cambio per il Sestri Levante, esce con la maglia numero 3 Cristiano Furno. Ottima prestazione del classe 2002. Al suo posto è entrato con la maglia numero 16 il classe 2003 Alessandro Daniello. Petito all'indietro per Gianmarco Todisco che mette il cross, Anacura comodamente blocca la sfera, poi rilancia che forse con un eccesso di fretta riesce comunque a trovare la corsa di Parlanti che anticipa Herrera e poi guadagna la rimessa laterale sulla chiusura di Francesco Todisco. (73esimo minuto al comunale di Piancastagnaio), 3-1 per il Sestri Levante. Difende il pallone qui Forte, allarga per Podda che cerca l'1-2, chiuso bene da Parlanti. Podda mette il cross, Herrera quasi si trova casualmente sulla traiettoria di Podda, controlla bene e libera l'area di rigore, però il numero 10 ha già recuperato palla il Sestri Levante. Qui rischia Caratenuto che tampona alle spalle regolarmente Parlanti. E allora Gianmarco Todisco, verticale, Bagé prova a liberare i cavalli, Bagé, contrasto con Casagrande, è anche fortunato qui nel rimpallo il braccetto mancino della retroguardia di Barilari. È rimessa dal fondo per il Sestri Levante, ultimo tocco di Bagé.
Anacura, allargato a destra per Podda, quindi Pane in verticale. Conti si impegna, cerca la sponda di testa, trova Herrera. Carotenuto, sovrapposizione di Francesco Todisco, vuole accentrarsi Carotenuto, pallone troppo timido, letto bene da Raggio Garibaldi, recupera comunque il Sorrento. Gianmarco Todisco può mettere il cross a Casagrande, lo sputa fuori. Bilal Erradi, Herrera, Erradi, Petito, sovrapposizione di Gianmarco Todisco da quella parte. Erradi tra le linee per Bagier, quindi Todisco al cross in mezzo, Pane svirgola e poi il pallone carambola sul braccio del numero 4, certamente involontario il tocco di mano di Massimiliano Pane, che però si è preso un rischio enorme su questo cross apparentemente innocuo di Gianmarco Todisco. Rimessa laterale per il Sestri Levante. Gioco fermo però, perché arriva un richiamo per un componente della panchina dei Campani, arriva addirittura un rosso per un giocatore in panchina del Sorrento. Onestamente è difficile capire chi sia dalla nostra postazione. Anche perché il giocatore veste il fratino. Pronto a battere la rimessa laterale Casagrande. A cercare Simonetti, non arriva sul pallone Cominetti, alle sue spalle la chiusura di Gianmarco Todisco. Quindi Raggio Garibaldi, buona la sponda di Cominetti per la corsa a sinistra di Forte. Forte mette il cross, anticipato Parlanti in area di rigore, quindi Gianmarco Todisco prova a ripartire in solitaria, il numero 2 si ferma sulla chiusura di Raggio Garibaldi, quindi il fallo di Bagier ai danni di Cominetti. E calcio di punizione per il Sestri Levante. Tanto dalla grafica ci segnalano che il cartellino rosso per il Sorrento è stato estratto in direzione di Mattia Bisceglia, numero 13 della formazione di Vincenzo Maiuri. Si chiude ora il 76esimo minuto, 14 più recupero al termine, 2 i gol di vantaggio del Sestri Levante, e può provare a sfruttare questo calcio di punizione per allargare ulteriormente il divario dal Sorrento. Pallone calciato verso l'area di rigore, Bagier salta e respinge di testa, poi la conclusione di Podda, che preoccupandosi di un'eventuale ripartenza del Sorrento calcia verso i pali di Del Sorbo, non andandoci neanche così lontano. Todisco all'indietro per Cacace, lancio lungo per il colpo di testa di Simonetti, non riesce ad arrivare Petito, che poi probabilmente colpisce anche in ritardo Pane. Riparte però il Sestri Levante. Conti lancia col mancino, al limite scavalcato Cominetti, pallone che non arriva a sinistra. Allora prova a ripartire il Sorrento, sbaglia però il controllo Martino Cominetti. Rimessa laterale Sestri Levante, controlla Daniello che prova a girarsi, può andare ancora con le mani la formazione di Barilari. Casagrande scambia con Daniello, poi torna all'indietro, deve impegnarsi Oliana sul pressing di Simonetti, lancia direttamente sull'out il numero 5 dei rossoblù. Gianmarco Todisco, Petito la mette giù, restituisce al numero 2.
del Sorbo. Francesco Todisco si allarga a caro tenuto, quindi Bagé esce bene su di lui. Oliana, fallo del numero 5 che ha provato a mettersi davanti alla linea di corsa di Bagé, colpito però alla coscia il gambiano, e quindi occasione da palla da ferma per il Sorrento. Sistema il pallone Herrera. Tanto cambio per il Sorrento, esce con la maglia numero 4 Bilal Erradi, dovrebbe essere entrato con la maglia numero 19 Alfonso Gargiulo. Il cross di Herrera, pallone che arriva comodo dalle parti di Anacura, blocca il portiere del Sestri Levante. Ottantesimo in corso, 3-1 per il Sestri Levante. Qui buona la sponda di Cominetti. Parlanti, pressato da Bagé, fallo del gambiano e calcio di punizione per i liguri. Poi anche fair play tra i due con Bagé che va a aiutare Parlanti a rialzarsi. Lancio lungo di Pane, attacca l'area di rigore forte, diventa quasi un tiro quello di Massimiliano Pane. Pallone che supera la traversa di Ludovico del Sorbo, rimessa dal fondo per il Sorrento. Cacace porta palla fino al pressing di Forte, poi torna indietro il Sorrento. Del Sorbo tra le linee per caro tenuto. Petito con l'esterno cerca il dialogo qui con Gargiulo, perde palla il Sorrento. Attenzione a Cominetti che prova a scattare, Cacace si mette davanti, riesce a chiudere ma non a ripartire, recupera il Sestri. Cominetti, al limite ci sarebbe Parlanti, porta palla Cominetti, cerca il pallone al limite, Conti controlla, Conti col mancino, trova la deviazione, calcio d'angolo per il Sestri Levante. Dalla bandierina Riccardo Forte, calcerà a rientrare verso l'area di rigore. Forte, pallone tagliato, Bagé anticipa tutti ma recupera subito il Sestri Levante con Daniello. Forte ripropone il cross a palo, vicinissimo al colpo del KO il Sestri Levante con il tiro cross di Forte che per poco non sorprendeva del Sorbo. Parlanti rimette il pallone in mezzo, un bolide il cross di Parlanti, per poco non è riuscito a metterci la testa Capitan Massimiliano Pane. Rimessa dal fondo per il Sorrento e ha rischiato di subire il 4-1 dei liguri. Fusco alza il pallone verso destra, la sponda con il petto di Gargiulo. Gianmarco Todisco, caro tenuto, prova a liberarsi del pressing di Forte, tarda la giocata al 16, poi perde il possesso, lo riconquista immediatamente però Gianmarco Todisco. Cacace sventaglia in orizzontale, trova Francesco Todisco, quindi pallone a cercare tra le linee Simonetti. C'è fallo però di Conti ai danni di Francesco Todisco in ritardo. Calcio di punizione per il Sorrento. Herrera ha battuto velocemente Bagé, punta da sinistra, Bagé al limite, Petito prova a girarsi, la sposta sul destro, mette il cross sul secondo palo, irraggiungibile per Capitan Cacace, rimessa dal fondo per il Sestri Levante.
6 minuti più recupero al triplice fischio di Di Loreto. 2 gol da recuperare per il Sorrento. Oliana accelera vedendo un buco nel pressing del Sorrento, poi verticale, Conti sul lato corto dell'area, difende il pallone, scarica per Daniello, ripropone anche Raggio Garibaldi, ancora Conti, in mezzo si propone Daniello, arriva forte, gira col mancino, calcio d'angolo per il Sestri Levante, respinto il tiro di Forte da Gianmarco Todisco. Dalla bandierina Riccardo Forte, vuole chiuderla la formazione di Barilari. Forte con il destro sul secondo palo, non c'è nessuno però ad attaccare quella zona dell'area di rigore, e il pallone che scivola via oltre la linea di fondo. Batte del sorbo per Capitan Cacace, Gianmarco Todisco. Petito, anzi Caro Tenuto, che lancia in profondità, la sponda da parte di Simonetti che trova sulla tre quarti Petito che imbuca per Bagé. Gran chiusura da parte di Pane. Parlanti, Raggio Garibaldi, Parlanti in mezzo per Forte, tutta di prima e l'azione della Sestri Levante, il lavoro di Parlanti, quindi ponta allarga per Cominetti, anticipato da Fusco che voleva mantenere il possesso dialogando con Francesco Forte, preso il controtempo però il numero 3, rimessa laterale per il Sestri Levante, fallo qui di Bagé, netta e la trattenuta ai danni di Forte. A battere Pane, calcio di punizione, ancora 3:40 al 90esimo. Pane trova Forte tra le linee, quindi Cominetti, Raggio Garibaldi, Parlanti, ancora per Cominetti, anticipato da Petito, prova a ripartire il Sorrento, subito Parlanti, aggressivo a recuperare il possesso. Parlanti prova a prendersi la linea di fondo, dribbling ai danni di Petito, scivola Parlanti, non c'è fallo da parte di Petito, quindi il lancio di Francesco Todisco che supera Simonetti, chiude alle sue spalle Pane, poi Daniello, Forte, Conti si fa trovare tra le linee, controllo orientato, evita il ritorno di Caro Tenuto. Oliana lancia col mancino a incrociare, non parte Podda, rimessa laterale per il Sorrento. Francesco Todisco, serve un episodio, una scossa ai ragazzi di Maiuri per sperare in questo finale. Bagé prova a raggiungere questo pallone lanciato in verticale da Todisco, l'anticipo di Pane, rimessa laterale per il Sorrento che guadagna comunque metri sul terreno di gioco. Bagé all'indietro per Francesco Todisco che pensa al cross, poi dialoga ancora con il Gambiano che cerca il doppio passo, mette il cross, respinto da Podda in fallo laterale. Todisco, Petito, lato corto dell'area di rigore, lo tiene lì Casagrande. Petito, anzi era Raggio Garibaldi in marcatura, ancora Francesco Todisco si fa trovare tra le linee, pallone al limite respinto. Petito, Petito cerca il destro, deviazione di Raggio Garibaldi, calcio d'angolo per il Sorrento. Tanto è rimasto a terra un giocatore della Sestri Levante, un po' di confusione all'interno dell'area di rigore dei liguri. Arriva il richiamo verbale, anzi no, ammonizione da una parte e dall'altra per il numero 4 Massimiliano Pane, per il numero 19 del Sorrento Alfonso Gargiulo. Dalla bandierina Herrera, una delle ultime chance per le speranze del Sorrento.
di riaprire questa finale. Pallone che spiove in area, colpo di testa di Cacace, è arrivato il tocco anche di un difensore del Sestri Levante. Allora nuova occasione dalla bandierina per il destro di Herrera, calcia a uscire il panamense, cade in area di rigore Simonetti, tutto regolare per Di Loreto, poi Todisco ripropone il pallone verso la porta di Anacura che protegge la rimessa dal fondo. Ancora 25 secondi e poi solo recupero al comunale di Piancastagnaio. C'è un cambio per il Sestri Levante, va fuori con la maglia numero 11 Giordano Conti, suo l'assist per il gol del 3-1 di Facundo Marquez. Dentro con la maglia numero 14 Federico Masini, altro classe 2004 nelle fila dei rossoblù. Qui controlla Casagrande sulla linea dell'out, poi lancia in verticale Cacace prima di Daniello, quindi Parlanti sulla palla vagante, c'era però il ponte di Daniello ai danni di Cacace, calcio di punizione per il Sorrento. Siamo già 30 secondi oltre il 90°. Necessario l'ingresso dello staff medico del Sorrento per verificare le condizioni di Capitan Cacace. Si accomoda a bordo campo Cacace che protesta con l'arbitro, voleva andare a riempire l'area di rigore il capitano del Sorrento. Il lancio lungo su cui non può arrivare Simonetti, blocca il pallone alle sue spalle Anacura. Casagrande, lancio col mancino Cacace, va a anticipare Daniello, mette giù il pallone, poi allarga per Gianmarco Todisco. Caro tenuto Herrera, Fusco deve portare il pallone nei pressi dell'area di rigore il Sorrento, sbaglia che la verticale Francesco Todisco, riparte in solitaria Podda e poi trova l'appoggio sulla destra di Cominetti, fa scorrere i secondi il Sestri. Cominetti dentro per Daniello, anticipato da Cacace, quindi Francesco Todisco alza il pallone in verticale, Simonetti mangiato alle spalle da Pane che recupera, poi Herrera vince il contrasto, Simonetti prova a prendere il terno, rischia il dribbling sul Raggio Garibaldi, recupera palla il Sestri Levante. Parlanti, Raggio Garibaldi, Cominetti, c'è Parlanti in sovrapposizione, servito Lotto che torna da Cominetti in area di rigore. Qui incrocio di gambe con Francesco Todisco, giudicato regolare da Marco Di Loreto, rimessa dal fondo per il Sorrento. Herrera allarga a destra dove c'è Petito, centrale caro tenuto, non controlla, Raggio Garibaldi alle sue spalle. Parlanti porta il pallone nella tre quarti del Sorrento, poi sterza e appoggia all'indietro per Podda. Giocata fantastica del centrocampista classe 2004. Raggio Garibaldi, Parlanti, Cominetti porta il pallone sull'out, lo pressa Bagé che non deve però commettere fallo. Cominetti prova a mettere il cross per guadagnare una rimessa sul rimpallo, pallone non esce. Allora Fusco, Gianmarco Todisco allargato a destra dove c'è Gargiulo, prende l'interno, Herrera all'indietro per Fusco.
Bagé cerca il dribbling su Podda, ancora Bagé, passa sul numero 7 che prova a trattenerlo per rallentarne l'azione. Simonetti, limite Bagé, anche zona tiro, arrivano a raddoppiare però i difensori del Sestri sul Cambiano, che cerca un'improbabile apertura verso l'out di destra dove non c'era né Petito né Gianmarco Todisco. Rimessa laterale per il Sestri Levante che adesso vede il traguardo davanti a te. Sono pronti a fare festa i sostenitori dei rossoblù. Casagrande con il lancio lungo direttamente in fallo laterale. Con le mani Gianmarco Todisco, scambia con Appetito, di nuovo Todisco, Herrera, la chiusura da parte di Daniello, prova a ripartire da quella parte Masini, controllato alla retroguardia rossonera, si trascina il pallone oltre la linea dell'out. Caro Tenuto, raddoppiato ancora il 16, non c'è fallo su Caro Tenuto, anzi sì, cambia idea in un secondo momento Marco Di Loreto, calcio di punizione per il Sorrento. A battere Herrera, pallone che spiove al limite dell'area piccola. Anacura dà sicurezza alla linea, bloccando la sfera, facendo ripartire il contropiede del Sestri Levante che parte con Daniello, sterza verso l'interno il 16, ancora Daniello, chiude l'1-2 con Cominetti. Daniello tra le linee parlanti, sembra aver mollato adesso il Sorrento. Podda, area di rigore, Podda incrocia, pallone sul fondo. Herrera, ricevuto da Del Sorbo, alza il pallone in profondità con Cacace che ormai è rimasto a fare la punta, quindi forte, ma arriva il triplice fischio di Marco Di Loreto. Vince il Sestri Levante che si cuce sulla maglia il titolo di campioni nazionali dei dilettanti, torna da campione dopo 74 anni tra i professionisti. La formazione di Barilari, fanno festa i rossoblù in mezzo al campo, esce sconfitta il Sorrento che termina però comunque una stagione trionfale, chiusa in testa al girone G con 2 punti di vantaggio sulla Paganese. Giocheranno comunque l'anno prossimo in Lega Pro i rossoneri di Maiuri, ma oggi a fare festa sono i liguri del Sestri Levante. Belle anche le immagini che vediamo adesso sul terreno di gioco con il fair play tra i 22 in campo che vanno a complimentarsi a vicenda per una partita combattuta in mezzo al campo. Hanno giocato alla pari le due squadre, ha trovato con maggior cinismo i gol che hanno indirizzato la gara in apertura di ripresa. E la Sestri Levante, decisiva la doppietta di Facundo Marquez dopo l'1-1 del primo tempo in cui i rossoblù erano andato avanti al terzo minuto con la conclusione dal limite di Capitan Massimiliano Pane. Aveva pareggiato proprio allo scadere della prima frazione la formazione di Maiuri con il gol di Davide Gaetani.
I rossoblù di Enrico Barilari raccolgono gli applausi di tutti i sostenitori liguri arrivati in massa che al comunale di Piancastagnaio per sostenere i propri ragazzi. E adesso andiamo anche a sentire le voci, e in particolare la voce del protagonista, autore di una doppietta che ha deciso di fatto questa gara, Facundo Marquez. Che emozione è stata realizzare questi gol al termine di una stagione trionfale per voi? Fammi un cenno quando finisce di parlare. Facundo, l'anno prossimo tornerete tra i professionisti, questa categoria mancava da 74 anni al vostro club. Quanta soddisfazione c'è per aver raggiunto questo traguardo e aver aggiunto anche il titolo nazionale del campionato di Serie D? Grazie mille a Facundo Marquez e ancora complimenti per la bellissima prestazione e soprattutto per i 2 gol. Grazie ancora Facundo Marquez. Adesso godetevi la festa insieme ai propri tifosi. Tra poco sentiremo anche le voci dei 2 allenatori, Enrico Barilari e Vincenzo Maiuri. Arrivato anche il mister del Sestri Levante, Enrico Barilari. Parto facendole tutti i miei complimenti, mister, una bellissima prestazione, ma in generale una stagione trionfale. Quanti meriti sono suoi e quanti dell'atteggiamento di questi ragazzi? Guarda, ti ringrazio, intanto buongiorno a tutti. Ti ringrazio, devo dirti la verità, io do tantissimo merito alla squadra, tanto, ma in percentuale veramente tantissima. Ad esempio questa settimana io ho fatto solo l'allenamento del sabato perché ero a Coverciano, e quando sono tornato, un po' per la bravura dello staff nostro, un po' per la grande intelligenza dei ragazzi, ho trovato veramente che era già tutto pronto per questa partita. Dimmi, scusa. Prego.
No, dicevo, l'intelligenza anche dei ragazzi che passano da un modulo all'altro senza problemi, e secondo me questa è una soddisfazione enorme. Ma sono proprio una questione di testa, sono veramente bravi in quello. Devo però fare i complimenti al Sorrento perché quest'anno non tante squadre ci hanno messo così in difficoltà e il Sorrento è stata una di queste. A proposito di difficoltà, mister, dopo essere stati in vantaggio per tutto il primo tempo, quel gol subito proprio in chiusura poteva destabilizzarvi un po' mentalmente, invece siete rientrati ancora più carichi nella ripresa. Cosa ha detto ai suoi ragazzi nello spogliatoio? Allora, i miei ragazzi hanno detto che dovevamo giocarcela a viso aperto perché noi non eravamo quelli, noi non siamo la squadra da 3-5-2 che difende a 5, noi di solito facciamo il modulo del secondo tempo ma quando abbiamo Candiano. Oggi senza Candiano abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, però poi appena fatto il gol abbiamo cominciato a non giocare più a calcio e questo a me non piaceva. Infatti all'intervallo gli ho detto piuttosto andiamo a perderla ma con le nostre cose. Mister, l'anno prossimo disputerete il campionato di Lega Pro, tornate nel professionismo, come preparerete la stagione durante l'estate? Guarda, da domani secondo me dobbiamo resettare, nel senso che dobbiamo dimenticarci questa stagione incredibile perché l'anno prossimo non giocheremo per vincere il campionato, quindi dovremo partire da zero, tenere il più possibile questo gruppo ma anche aiutarlo con degli innesti nuovi. Grazie mille Grazie mister, a voi. adesso si goda la festa con i suoi ragazzi. Tanto in corso la premiazione dei secondi classificati, il Sorrento, che raccolgono le medaglie consegnate dai consiglieri del Dipartimento Interregionale Massimo Caldaroni, Giuseppe Dello Iacomo, Sergio Cardellini, Maria Teresa Montaguti e Giuseppe Pandolfini. Insieme al presidente dell'area nord LND, nonché presidente del comitato regionale della Liguria Giulio Ivaldi. C'è anche il pasillo d'onore da parte dei giocatori del Sestri Levante che vanno a complimentarsi con grande fair play nei confronti dei rossoneri. Tanto interrompiamo un attimo, è arrivato ai nostri microfoni anche il mister Vincenzo Maiuri. Le faccio tanti complimenti per la vostra prestazione, ci avete provato fino all'ultimo anche con 2 gol da recuperare. C'è qualche rammarico magari per l'approccio al secondo tempo in cui alla fine la gara si è decisa? Certo, c'è rammarico per un inizio del secondo tempo non propriamente all'altezza per ciò che potevamo fare, però va sottolineato che il Sestri Levante ha vinto con grande merito, hanno giocato meglio di noi ed è giusto che portino a casa loro questo tricolore. Mister, la sconfitta di oggi sicuramente non cancella il fantastico cammino che avete fatto in questa stagione, vincendo il girone, conquistandovi la promozione in Lega Pro. Quanti meriti hanno questi ragazzi? Questi ragazzi hanno tantissimi meriti perché noi eravamo partiti per salvarci e poi strada facendo, insomma, ci abbiamo creduto sempre di più. Anche oggi abbiamo iniziato la partita con 6 under, spesso anche con 7, quindi vuol dire che questi ragazzi hanno tanto ancora però da fare perché hanno un percorso di crescita davanti davvero importante. Quest'anno hanno fatto cose molto molto buone e ora ci sarà l'appuntamento all'anno prossimo per cercare di consolidarli in una situazione completamente diversa, in una categoria dove ci vorrà qualcosa in più rispetto a quello che si è fatto quest'anno, ecco. Sicuramente, la ringrazio ancora mister, le rinnovo i complimenti per la prestazione e per tutta la stagione. Adesso la lancio ai suoi ragazzi. Buonasera a tutti, grazie. Grazie mister. Grazie. È arrivato il momento anche di premiare i campioni d'Italia del campionato di Serie D 2022-2023. È pronto il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero a premiare i rossoblù del Sestri Levante, che vanno a raccogliere 1 ad 1 la medaglia d'oro. Una stagione in cui i liguri non hanno avuto rivali nel girone A, chiudendo con 20 punti di vantaggio rispetto alla sanremese seconda, campionato da record dei liguri.
Prende la medaglia anche Anna Cura, l'ultimo dei giocatori del Sestri Levante, che sono pronti ad alzare la coppa al cielo. Sono pronti a scatenare la bolgia i rosso-blu del Sestri Levante. Va a prendersi la coppa Capitan Massimiliano Pane, che ha sbloccato questa finale dopo appena 3 minuti con uno splendido mancino dalle limite dell'area che ha battuto Ludovico del Sorbo, e poi ha guidato la difesa con l'aiuto dei compagni di reparto Oliana e Casagrande per tutti i 90 minuti, con una piccola distrazione nel finale di primo tempo che aveva portato al pareggio del Sorrento con Gaetani. Ma nel secondo tempo la doppietta di Facundo Marquez ha regalato il titolo della Serie D 2022-2023 al Sestri Levante. Alza al cielo la coppa Capitan Massimiliano Pane, si presenterà da campione il Sestri Levante ai nastri di partenza della prossima Lega Pro. Tanto tornerà tra poco ai nostri microfoni Facundo Marquez. C'è stato un piccolo problema tecnico in precedenza, non si sono sentite le parole del bomber del Sestri Levante. Facundo Marquez, ti rinnovo la stessa domanda che ti ho fatto in precedenza: 2 gol per decidere questa finale, oltre ai 23 della regular season, al gol contro la Lumezzane. Che stagione è stata la tua, ma soprattutto quanta soddisfazione c'è per questo titolo? Una stagione fantastica, una stagione che sempre da piccolo ho sognato, la verità che ce lo meritiamo, ce lo merita questa città, questa gente e soprattutto questi ragazzi pazzi che abbiamo fatto una roba che ci porteremo sempre nel cuore. Il prossimo anno vi aspetta un banco di prova importante con il campionato nel professionismo, nella Lega Pro. Siete pronti a dare battaglia? Certo, ci avremo comunque tempo per pensare ognuno di noi, la società, per il futuro, ma adesso ci godiamo veramente questo momento che per noi è unico e per tutti questi ragazzi anche. Grazie mille Facundo, ancora complimenti per i 2 gol e per tutta la stagione. Ora goditi la festa. Grazie mille, lasciami salutare alla gente di Sestri Levante, alle famiglie di tutti questi ragazzi che sempre ci sono e sono stato durante tutto l'anno, e soprattutto a mia famiglia e ai miei amici che stanno in Argentina guardando questa diretta, che mi emoziona parlare di loro, e vi voglio veramente tanto bene a tutte queste persone. Grazie mille Facundo. Un abbraccio grande, forza Sestri. Non hanno spesso un attimo di cantare i sostenitori dei rossoblù del Sestri Levante, che si cuce addosso il titolo della Serie D 2022-2023. Da Adriano Berruti è tutto, una buona serata.